Michele Placido, Lorella Cuccarini, Beppe Fiorello, Giuliana De Sio, Anna Valle, Alessio Boni sono solo alcuni dei nomi che nei prossimi mesi calcheranno il palcoscenico del Teatro Comunale di Thiene per la 39esima stagione di prosa, da sempre fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. È una stagione di cui sono fiera perché abbiamo dei pezzi straordinari che coniugano la tradizione insieme anche a un pizzico di novità, perché non ci limitiamo ai pezzi dei grandi autori teatrali del passato o anche grandi autori letterari, ma appunto abbiamo cercato di inserire qualcosa di nuovo legato per esempio a un teatro più all'avanguardia, il mimo, la giocoleria, quindi proprio anche per accattivare un pubblico di tutte le età. Un teatro di grande tradizione, quello tienese, che in Veneto fatica ad avere uguali. Quello che succede a Thiene succede in altri teatri, ma magari non in Veneto, succede a Milano, a Torino, a Roma, a Napoli, perché la stagione è una stagione di altissima qualità e di importanti compagnie nazionali che noi mettiamo in tournée, e quindi a Thiene arriva quello che normalmente non si vede in una città di provincia. 3 repliche per ogni spettacolo e sul palco i migliori attori del panorama nazionale, come Anna Valle, che torna a Thiene per la seconda volta. Sono felicissima di tornare a Thiene, che è un palcoscenico importante dove tantissimi attori hanno dato pregio a questo posto che a sua volta lo ha restituito. Il pubblico di Thiene ci ha accolto con confidenze troppo intime qualche anno fa molto bene, speriamo, incrociamo le dita anche questa volta. Devo dire che il pubblico di Thiene ha una grande particolarità. Resta molto in silenzio e sembra rigido, in realtà è molto attento a quello che succede in palco e l'applauso finale è sempre di grandissimo gradimento, ovviamente se l'opera è piaciuta. Se invece l'opera non è piaciuta, con molta educazione nel foyer si discute come nei grandi teatri sociali. E proprio per avvicinare sempre più pubblico alla stagione del Comunale, l'amministrazione ha pensato ad un'importante novità. Abbiamo aggiunto anche un progetto particolare che è una poltrona per 2 per gli under 30, e perciò tutti i ragazzi a partire dalle superiori, universitari ma anche giovani occupati fino ai 30 anni potranno trovare queste poltrone a un prezzo veramente eccezionale, che sono 2 euro. Forse il problema sarà quello di riuscire ad accontentare tutte le richieste quest'anno. Beh, io ci spero.